Siamo con Assunta Pacifico, conosciuta meglio come Assunta Figliero Marinara. Oggi icona della zuppa di cozze a Napoli. Assunta, come nasce a Figliero Marinara? Allora, Figliero Marinara nasce, ovviamente mio padre è nato nel 1943 che veniva a Tazzibro Pulpa a Porta Capuana con carrettina. Prima di mettere il carrettino del 43 esso faceva a casa, o cucinava a casa, o brore di pulpa, poi scendeva, io gli venendo per il quartiere e dava voce. Ti faccio vivere o brore di pulpa verace. La gente spiegava sta tazza di brore di pulpa perché o brore di pulpa era un piatto povero, però diciamo Era acqua. Era sta tazza era una cosa povera, però sai era molto carica, diciamo, lo zucchero, lo pulpa e era chini pipo. Allora tu quando ti beviva, diciamo, si teneva un raffreddore, si luava tutte cose. Allora quindi tutti quanti si pigliavano questa tazza di brode di pulpa. Poi si pensava che si fa un quarrettino e questo quarrettino poi incominciò a fermarsi proprio a Porta Capuana, a posti in giro a vendere questo panaro. Che era proprio la zona della zuppa di cozze di Porta Capuana. Sì, era la zona della zuppa di cozze. E diciamo poi lui si fece questo quarrettino per non andare in giro per i quartieri, no? Faceva questo quarrettino e si mettette a punto fermo a Porta Capuana. A Porta Capuana però che c'è stava tranvia provinciale, si chiamava tranvia provinciale, c'è stavano i tram, che poi a Europa hanno luato i tram, hanno messo i pullman e la chiamavano la cafoniera, cioè la cafoniera perché scendevano tutta la gente del paese. Quando scendevano sta gente del paese, chiedevano a fare spese in Dubbo di Sant'Antonio, chiedevano a cattare l'abbigliamento, ma oggi ci stanno tanti supermercati, ci stanno tante cose, però il primo punto di riferimento era Dubbo di Sant'Antonio, quindi diciamo atterravano a tranvia provinciale, chiedevano in Dubbo, venivano a fare spese e poi spiegavano sta tazza di brode di pulpa, specialmente quando faceva freddo, per si scaffare. Poi tuo padre apre il suo primo chalet. Sì, allora di fronte alla sta tranvia provinciale, di fronte c'è stava un marciapiede che era talmente grande che a questo marciapiede lo chiamavano Oraruna. E papà mio, in coppa a sto Oraruna che era grande, era petto un bello chalet. Facette sto chalet all'epoca nel 52, 53. Dopo 9 anni. Sì, sarà per questo chalet. E là papà. Che ne aveva riscaldate di persone intanto sì. in 9 anni. E papà là pensai di mettere a zuppa di cozzica, a papà di cozzica, o pulpa insalata, o pignatella, perché papà mio è nato pure con pignatella. Nessuno faceva il pignatello l'ha fatto marinare a Porta Capuana. Maria, spieghiamo un attimo il pignatiello, in cosa consiste però. Allora, i pignatelli sono dei polipetti piccolini, allora papà faceva questi polipetti con la salsa. I moscardini, diciamo, i famosi moscardini. I puppatelli verace. Ok. I puppatelli verace, poi ci tagliava rampi di pulpa e ci metteva in la salsa, o piccante, un russo, ci metteva un russo in. Poi ci mettevi i frutti di mare, i crostini e chi stero pignatello. Servito il pignatello. Camò. Okay. Chi fa zuppa di cozzica a così, a confondono con la zuppa di cozzica tradizionale. C'è la zuppa di cozzica che questo no, che spiace. Chi lo pignatello? Io pignatello, chi che ha fatto marinare a Porta Capuana. E questa è la zuppa di cozzica tradizionale. Che è tutto bollito. Che è tutto preparato, bollito, okay. Poi c'è questo segreto, un russo, ognuno russo fa come vuoi, però io tengo un segreto, e papuccio a Porta Capuana, perché papà mio è come me, era come me. Quando a notte si va con qua pensava che era foglione troppo, quindi non dormiva. Io quando a notte come vado a mettere in letto non riposo, sai perché? Perché a me o sono mangiano i pensieri, che io penso che io non troppo quello che ha già fatto. Maria, torniamo un attimo al 52.
Quindi papà apre il suo primo chalet. Era questo chalet. Pignatiello, pur panzalata, a zuppa di cozze. E a caponata, insalata, oliva, acciugo, purp, A caponata sulla fresella. a fresella, Ok, che fresella ok. irano. Poi dopo, a rete su chalet c'è stava una bottega. E essa se ne andava pure a questa bottega, però era una bottega piccerella. E facevo vicino a mamma, Mari, io mangia più a sta bottega, Mari mangia più a sta bottega. Poi c'è stata tutta una storia a rete da raccontare, perché diciamo, il proprietario non ce la voleva dare, diceva che no, comunque alla fine papà diceva io sono corpo vincente, io se mi metto in capo una cosa la porto a termine, e così era. Quando si diceva già passata la cosa, Quindi si prese si il suo primo piglia e nipote. facette la ristorazione, mettete sai, il pesce, a braccio, alla mai, mettete tutta la ristorazione, quella che oggi. Anche i primi, spaghetti, Prima, spaghetti a vabbè, vongole. non era un assortimento come oggi che ci sta, però all'epoca facevo vermicelli che vongola a brace, facevo spaghetti, o linguine a frutti di mare. Classico, diciamo. La cucina classica, linguine che purpuriella affugata, facevo i contorni, facevo un po' di tavola calda. Poi nasce Assunta. Assunto Sarribì. Allora, quando papà mi era avuto nel 67 a bottega, io ovviamente sono nata nel 62 e dopo 2 anni che papà era raputo ha cominciato a mi mettere a bascio un ristorante, però, mo io dico un ristorante, però tanto si diceva La bottega, bottega. con 2 belli cascetti sotto i piedi, una qua e una qua, con 2 vasche, a una parte si lavava e a una parte si sciacquava. Io lavavo i piatti a qua e buttavo a qua, Ah, quindi sei partita proprio da zero tu. da zero. Poi la casciolella a qua passava a qua, pigliava i piatti, mi pigliava e metteva un coppo con la rosa, sempre un coppo a vasca per far scorrere l'acqua, Fa colare l'acqua. per far scorrere l'acqua, No, tranquillo. scuola l'acqua perché io purtroppo a scuola non si aiuta. Hai sempre lavorato. Perché per loro a scuola era un mestiere, di rampare un mestiere, a scuola non si parlava L'hai imparato proprio. bene, voglio Quindi dire. perché era per loro che era a scuola. E purtroppo a me è una cosa che mi manca, anzi io do un consiglio a tutte le creature che hanno la prima cosa che da sta annanzi è proprio a scuola, perché a scuola è fondamentale. Diciamo che tu hai avuto è un altro importante. tipo di scuola. Io ho avuto a scuola E di strada. raccontaci quella scuola. E oggi con quella Sei quello che scuola, sei. con quella scuola sono qua figlio di un marinaio. Quindi sali su queste cassette perché non arrivavi, diciamo, sul lavabo Bravo, a livello bravo. e papà, per essere aiutato, ti faceva lavare i piatti. Quindi una Lavare parte i il piatti. pulito e una parte lo sporco. Una parte lavava e una parte Ok, sciacquava. poi? Poi da lì ho cominciato a fare banconista, a preparare i supplicozzi, a preparare la caponata. Cioè, poi da lì sono passato vicino alla cucina, poi stavo fuori, facevo pure a sparecchiare piatti, facevo la cameriera, ci ho fatto un po' di tutte cose, perché sai quando stai in famiglia, che facete in famiglia, diciamo una parte la subanata. Quindi lavoravi sempre? Io faticavo sempre. Non andavi in vacanza, non uscivi. A vacanza non se a ne mare, parlava andavi a proprio. mare. A mare. E che tu dica a fare, ma quale mare? Niente mare. Tengo un ricordo che non so se sia un ricordo bello o un ricordo brutto. Allora, dato che io tenevo mamma mia che era una donna molto verace, una napoletana molto Come verace, te, quella diciamo. che teneva un coppa a lingua, quella che cacciava. Allora io cagnavo sempre, sai, perché poi io faticavo, ma faticavo fino alle 7 mattina, poi alle 7 mattina ci ritiravo a casa e mamma a mezzogiorno già Fino si alle metteva. 7, salvo che non veniva qualcuno che voleva la Fino zuppa si di cozze. presentavano, mentre Alle 6. alle 5 mattina si presentavano, nonna Maria, ma già di chiuso, mamma, ma perché vuoi tu? Perché poi uscivano dalle discoteche in night, no? Uscivano la gente notturna, poi si morivano di fame, venivano a mamma, diceva che la Maria ci fa mangiare. E mamma diceva, vuoi tu? Ce ne dai in da macchina. E a Isata Sara ci esce a mi fare il zuppa a chi si ca, Alle 6 di mattina. alle 6 di mattina. Ok. O sole spuntava in capo e loro, dopo ora si mangiavano la zuppa di cozze. Quindi parliamo di questo mare. Questo che tu non mare. sei-
Allora, giustamente, io mi mettevo un po' più scannatella a rigiurare, perché là ero tutto marciapiede, stavano pure a giurare, no? Tenevano i scannatelle. E mi stavo e mettevo questo e chiangeva perché che breve. O palazzo a qua, o palazzo a là, ascevano i periodi luglio, agosto, tanto all'epoca si facevano due mesi villeggiatori, si partiva il 30 giugno e tornavano a settembre. Allora diceva, ma perché io ho già faticato? Mentre che vedi che tutti quanti partono e vanno a fare questa villeggiatura che famiglia. Ma almeno un bagno mi posso fare. E mamma mi faceva. Ma quale bagno ti vuoi a fare? Mia mamma che cosa che tu pensi al bagno? Solo questo ti dicevo. Non mi va a fare, io il bagno ti vuoi a fare tu? E diceva, ma perché tu hai già sta sacrificata a faticare? E si diceva, ne, mamma che cosa, il mare, non lo pensavo al mare. Poi un giorno i scennetto tutto angottoso, facevano un quadro, non posso mai scordare. Faceva, ma perché non ha già a mare? E disse, non la volta a cominciare questo mare, ha già capito, ya? Tonino, Anto, e chiamavano il fratello Romino, vieni a qua. Io mio fratello, che re? Piglia un momento a che stai, però ricetta, una parola, Tipo? piglia sta mazzera, Ah, vedi come suona meglio. Ok. piglia sta mazzera e portala a fare un momento in un bagno a Margellino. Mio fratello, ma come non hai capito? Ha già portato a fare un bagno a Margellino. Mamma, le ha portato la tua in terretti. E mi ricordo che tanto mio fratello aveva la macchina 112. C'è, ma poi atrás, andiamo a mare, vieni, ti porti. E mi portai un 3 scale a Margellina. Nel frattempo, mio fratello c'è scritto, alla pette scendetta in da macchina, si piace, vieni, mi piace la macchina, vieni. Poi io dicevo, scusa, ma cioè, volevo dire, come mi faccio con la maglietta e con la gonna? E si dice, vieni, non ti preoccupare, tu ti fai un bagno, non ti preoccupare, un pechino. E io mi ho preso, guarda, ma io, come già fa mangiare la gonna, mangiare la maglietta, ma io non mi retto proprio cazzo. Ma tu ti fai un bagno, è bene con me, mi piace. Portai un po' di scalette, ma che poi per coppo qua. E facevo, fum. Come un pulpo, diciamo, Hai fatto per un rimanere bagno? in tema. Andiamo in giro. Perché lui stava arrabbiato, stava incazzato perché mamma l'era comandata, dice ma a portare me a Margellino, dice ma essere, cioè io mi già da spostare la bottega, portare essa a fare bagno. La macchina l'acqua che scorreva per tutte parti, arriviamo là, faccio portare a fare bagno, mamma, ti hai fatto il bagno? Mo, pigliava la pacca e cozzo, poi assetto là e mettete a rapire e cozzo. Poi dice, ma io sto tutto il tempo, non ti preoccupare, sto solo, guarda che solo che sta asciutto un cuore. Bellissimo. Eccolo, che non lo tagliamo fino a giù. A così veniva servito il brodo di polpo, caranfatelli e pulpo all'interno con il brodo nella tazza. Da capo, eccolo. Eccolo. Poi Assunta si fa grande e nasce a figlio Maranara. Raccontaci come nasce. Quando ero guaglione che stavo in da bottega papà e mamma, desideravo sempre, io dicevo quando mi faccio rosso, ma già fanno un ristorante tutto per me. Però, dicevo, io non sono nato come pizzaiolo perché papà mio non faceva pizza, però io sono innamorata della pizza, lo sapete perché? Mo ti dico perché. Sono innamorata della pizza perché sempre per dire la fatica che si pensava tutto in altro modo. Veniva prima la fatica e poi tu chi la mangiava. Allora io, diciamo, mentre rapivo il cozzo che mi moriva di fame, e non si cucinava perché là eravamo pensati solo a preparare perché poi venivano la gente e eravamo spicciati. Tenevo un po' di rarone, non posso ora un po' che ci annanzi. E chi là mi fa mangiare. Mi faceva pizza, mi tagliava a spicchi, poi si metteva lontano, io mi mettevo in faccia, mi chiamava, diceva vieni. Ma pigliava la placchia con piccola, appuyava un po' la seggia. Ma già in tuo bagno, padre, ma lei non lo faceva in un modo perché
forse non mi voleva bene, era proprio tutto un modo di pensare all'antica, era un modo di pensare alla fatica. Dovevi lavorare? Era fatica. Ok. E diceva, ma io già in tuo bagno, fammi presto, vai in tuo bagno e fammi presto. Allora che facevo? Trasivo in da bottega, ma buccava il tuo bancone, lo brore pure, io là, presto, tu mangiava la pizza, poi mi veniva una volta, per tre tuo bancone, poi faceva brega, sceva in da bottega, ma mi tutto questo tempo ci mise per mamma, scusa. Quindi il tuo pensiero era la pizza. La pizza. Quindi apri. Allora io desideri mi ricevo, appena mi arrabbo in un ristorante, la prima cosa che già mettere è la pizza. E io sono innamorata della pizza. Quindi a me io mangiassi pizza a pranzo e a cena, perché quello è stato l'unico cibo che mi ha portato innanzi fino a quando. Quindi apri il tuo primo locale. Poi ecco, papà mi diceva, io sono corpo vincente, quando mi metto una cosa in capo, Ci devo riuscire. ci ha già riuscito. Allora io poi mi sono sposata, mi sono chiusa in Germania, si stava bene, mio marito teneva un ristorante e una pizzeria in Germania, noi abbiamo lavorato insieme, piccolini insieme, io e mio marito che stava a basso un locale, a bassa bottega di papà mia, poi lui se ne andò fuori e si era aperta la pizzeria, poi la pizzeria si faceva il ristorante. Io mi sposai, me ne sono chiusa in Germania, mamma mia mi dicette vicino ai frati miei, mi dicette io ho perso la spalla forte mia, che sta bottega, si va sapere fare bene, si va sapere fare, o peggio è per voi. Perché tuo padre aveva un problema di salute. No, perché poi papà mio, lui soffriva di enfisema polmonare, quindi stava a casa, non scendeva più come. Quindi vi affida come questa pizzeria? No, gli questo ristorante. affido La bottega? a bottega a Ok. portare con i fratelli miei. Io mi ero in Germania, ovviamente io venivo notte e giorno perché non mi filavo sta, perché era una napolitana a braccia, là era tutto. Scicchettini. No, scicchettino, sai cosa lente, io vengo in due fuoco e non mi filavo Non sta. stavi nel tuo habitat. Pure perché stavo lontana dalla famiglia e non mi filavo sta. Allora mio marito dice, vabbè, allora fa una cosa, si trova qualcosa a Napoli, io me ne vengo. E io puntai sta pizzeria, che stava una pizzeria, era solo una pizzeria, era solo l'entrata di fuori, l'entrata che sta qua e qua. Poi man mano io Ti con sei il ingrandita. tempo mi sono ingrandita. E quando mi pigliai sta bottega, sta pizzeria, era solo pizzeria, non c'è stava a ristorazione a via Foria. Io pigliai, dicevo papà ero contento. Perché Via Foria era una zona morta, non era come Era adesso. una zona proprio morta, ma morta proprio. Allora, un giorno un fratello mio più piccolo andò sopra da papà. Dice, senti, papà, ma che lo sappiate che la bottega a fuori, ma che là non venne manca una zuppa di cozzica. Tu dici perché è una zona morta, perché veramente era una zona morta. Papà dice, voglio a papà, io ti posso dire una cosa sola, anzi te ne ricordo. A io a che, dato che quella è una grande faticatura, la pizzarella, che là un nome mio, chi sa lo porta. Quindi io penso che a mo cara per sordo la teneva fiera campionato. Infatti io, quando ho giurato che stavo facendo l'inaugurazione, si fermavano in macchina là fuori là che volevano venire a mangiare e noi dicevano no, mi dispiace da venire in mano perché stiamo facendo l'inaugurazione. Bellissimo. Cioè io dal primo giorno che ho giurato che a Via Foria già venivano la gente, si fermavano mentre noi facevamo l'inaugurazione volevano mangiare. Bene, quindi apri questo locale. Era questo locale e oggi posso dire sono un figlio di marinare. Con tanti sacrifici, ovviamente, notte e giorno. Quindi poi ti sei ingrandita, hai preso altri locali. Sì, ho giocato il locale, poi ho fatto, c'è alla lavastoviglie là, un reparto di zuppe di cozze, un reparto della cucina, diciamo abbiamo presi sopra e c'è sta Giuseppe che gestisce sopra. Bellissimo. Quindi Giuseppe, tuo figlio, e parliamo già di terza generazione. Siete solo tu, tuo marito e Giuseppe che gestite questo locale? No, ci sono anche le gemelle, Maria e Carmela. Senti Assuma, domani
questo ristorante si chiamerà sempre A Figli Marinara o I Figli Rassund? Qua rimane sempre a figlia di Marinara, quindi non si discute un po' a questo. È con il mio motto, che è pulizia, qualità e tanto cuore, sempre so da figlia di Marinara. Quando parlano male da figlia di Marinara, i pino hanno esagerato. Ci troviamo con Giuseppe, figlio di Assunta, ormai terza generazione di A Figli Marinara. Giuseppe, raccontaci un poco come nasci. Beh, io sono nato, diciamo, in queste mura, cioè le mura di giù parlo, no? Che avevo da piccolo, i primi passi li ho mossi qua. E ho imparato, diciamo, da mia mamma e mio padre, poi con gli anni il mestiere, il sacrificio, la costanza, perché comunque da piccolo per passare un po' di tempo con loro dovevo per forza venire qua, perché diciamo che non ci siamo vissuti tanto sotto l'aspetto familiare, ma molto sull'aspetto lavorativo. Purtroppo questo lavoro, e tu ben sai perché ne sai qualcosa, purtroppo sì, la famiglia un po' si perde. Sì. Non vivi tanto tempo e quel tempo poi non torna più, perché poi ti vedi un 32enne all'improvviso che... Quindi tu, pur di stare con mamma e papà, ti sei dato al lavoro insieme a loro. Sì, da piccolo stavo qua, sai, tra le cucine, il mio primo amore, diciamo, è stato i frutti di mare, perché mio padre, diciamo, come un po' ogni figlio il suo idolo è il papà, quindi da mio padre ho imparato un po' l'apertura dei frutti di mare, da lì poi mi è nata questa passione delle ostriche. Infatti c'è un aneddoto simpatico, che a 10-11 anni che presi il primo coltello, mi tagliai tutta la mano, dissi papà mi sono tagliato, e lui mi disse bravo papà ti stai imparando, quindi è un aneddoto che porto dentro di me e che mi ha fatto crescere tanto, perché detta così sembra cruda la cosa, invece è la famosa capetta, ma che la ti sta trasendo un mestiere in due sangue. Stai spezzando, quindi Giuseppe comincia a lavorare, apre i frutti di mare, poi vicino a mamma impara. Sì, mia mamma, diciamo, è il vulcano della famiglia, sai, mia mamma ci ha sempre dato quel valore del lavoro, l'umiltà, di comunque parlare, perché noi abbiamo a che fare con varie fasce di persone, no? Dal professionista all'operaio, e di parlare con lo stesso modo e di dare la stessa importanza magari a tutti. Giusto. E questa è una qualità che mia mamma c'ha da sempre, quindi come dire, tu dalle persone devi prendere sempre il buono, e ho cercato sempre di prendere il meglio da loro. Quindi la figlia marinara, zuppa di cozze, spaghetti a vongole, frutti di mare, cartocci, polpa insalata, e poi ci sei tu. A Figli Marinara Innovative. Raccontaci un poco questo format, questo segmento, scusami, che sei riuscito a creare. Sì, 4 anni fa, diciamo, si liberò l'appartamento, diciamo, sopra al ristorante, e ho fatto questo pensiero di aprire, di prendere l'appartamento per aprire, diciamo, un format a mia immagine e somiglianza, diciamo, con il mio pensiero, che poi ognuno impari dai migliori, però poi, sai, vuoi sempre intraprendere una tua strada personale, la tua idea, e ho pensato di... Questo è un traguardo difficile, avendo una mamma così, diciamo, una persona... Io faccio sempre l'esempio del calcio, no?
nel calcio per esempio ci sta i figli di tanti calciatori, no? Che magari per tipo un anno io sono più forte di papà, no? Però vengono sempre accostati perché purtroppo essere figlio di è sempre molto più difficile diciamo, da portare avanti, perché comunque già parti da aspettative alte, quindi basta che sbagli un piccolo, veramente una virgola, per dire vabbè no, non sta all'altezza, capito? Quindi è duro comunque portare avanti, e a volte penso che è molto più difficile partire già da 50 che partire da zero, perché se parti da zero e sbagli non è successo niente, riparti ancora fino a quando poi non diciamo vinci, no? Invece partendo da 50, se hai diciamo questo errore, questo sbaglio ti può far cadere veramente a meno di zero. Quindi tu crei questo segmento innovative a Figli Maranaro. Sì. In che consiste? Abbiamo diciamo una cucina, noi siamo sempre legati alla tradizione, perché quella non l'abbandoneremo mai, sarebbe da folle, perché comunque la tradizione ci ha portato ad essere quello che siamo oggi, che cerchiamo di fare il nostro lavoro alla grande, e quindi la tradizione è quella che non abbiamo mai abbandonato, però abbiamo rivisitato molti piatti e molte pietanze che qui diciamo sopra si trovano, giù non si trovano. Quindi spiegaci per esempio un piatto. Magari, per esempio uno dei primi piatti che è nato qua, per esempio la cheesecake di mare, che è fatta appunto con questa fusione tra tradizione e innovazione, no? Con la cheesecake, con la fresella sbriciolata, che è la fresella che noi mettiamo sotto la zuppa, quindi la storia, e con ricotta in salvetta e tartare di gamberi. E questa l'ho dedicata un po' a mia nonna, perché mia nonna era malata del pane con la ricotta, e quindi... Bello, bello. Poi spiegacene un altro. Poi per esempio abbiamo sempre rimanendo col gambero alla chitarra, che è una tartare di gambero all'esterno, e all'interno c'è questo spaghetto chitarra col sugo del gambero, che poi diciamo viene flambato al tavolo, e quindi anche molto scenico, un piatto che ha avuto molto successo quando abbiamo aperto. Quindi noi abbiamo un'innovazione sia nel piatto in cui mi porti, sia nel servizio, che a differenza di giù, che ormai il cliente si trova... fare festa giù. Sì, certo. Giù io penso che vivi sempre la tradizione nuda e cruda, no? E qua invece è proprio un ambiente diverso, un servizio diverso. Più tranquillo, più coccolato, quindi coccolati i clienti. Ma anche visto comunque che comunque sopra noi facciamo 60 coperti quando la sala è tutta piena, e facciamo di solito 2-3 sedute, mentre giù diciamo ovviamente i coperti sono molti di più, siamo quasi sui 300, quindi ovviamente è più concentrato, quindi magari il cliente è un po' più coccolato. Ti volevo fare un'altra domanda, ma visto che la cozza è il vostro pezzo forte, ci racconti un piatto che qua fai con innovazione, mantenendo però la tradizione della cozza? Sì, noi abbiamo fatto un piatto che esce col cappello del Vesuvio, che siamo diciamo ancora, se non abbiamo fatto le prime uscite in fase di sperimentazione. Pasta e fagioli con le cozze. Il classico Pasta e fagioli con le cozze, però ci abbiamo aggiunto diciamo un po' di piccante all'interno, e viene servito in questo piatto a forma di Vesuvio, e infatti il Vesuvio che erutta, no? Poi che richiama il forte che si mette sulla zuppa. Bene. Senti, quando hai aperto questa sala diciamo un po' più privata, subito è partita? No, assolutamente. Le prime 2 settimane e mezzo abbiamo sofferto tanto, nel senso che avendo aperto un format nuovo, sai, innovative, perché poi innovative è innovazione di quello che noi abbiamo sempre fatto, quindi per me anche se il servizio diverso, no? Per me già è un'innovazione però di quello che noi abbiamo sempre fatto, perché a volte noi dici innovative perché? Anche per questo. E all'inizio diciamo la gente, sai, era un po' tra lo spavento e la titubanza, sai, perché dici, lo sai, tu lo sai meglio di me perché sei uno che si dà da fare, e infatti ti stimo molto, e quindi aprendo cose nuove la gente è sempre un po' dice ma chi siamo per fare, chi siamo a basciare, perché tu sei sempre il figlio di Assunta, quindi mamma essendo insuperabile, che sei montata a capo, aperto sopra, e quindi all'inizio abbiamo sofferto un po', poi dalla terza settimana giravamo su 3 turni, eravamo sempre pieni. Poi sono uno che si mette sempre in discussione, magari ho sbagliato io qualcosa nella comunicazione, perché lo sai, per crescere
se vuoi crescere nella vita devi sempre metterti in discussione, non devi mai pensare di essere... Anche perché hai fatto una sala meravigliosa che vi si addice tutta, bella, curata nel dettaglio, Grazie. bellissimo. Mentre invece un dolce Sì, che diciamo richiama la tradizione, però tu hai innovato. abbiamo fatto come dolci, diciamo, abbiamo fatto un po' che richiama, abbiamo fatto tipo lo straccio a babà, Ok. che è appunto il babà napoletano è la tradizione, però abbiamo fatto questo babà a stracciatella tipo monoporzione, quindi non ha neanche la forma del babà, è tipo una forma di una monoporzione, tipo una cheesecake, però è uno straccio a babà, appunto un babà con stracciatella che poi viene messo una cioccolata fondente al tavolo. Però è sempre il babà classico, Sì, babà quindi classico, la sì. tradizione. Però solo che visto nel piatto dici ma questo non è un babà, però poi lo assaggi e senti tutto il sapore e la tradizione del babà. Giuseppe, come prezzo, mentre giù io vado a pagare Sui 40-60 la media coperti. mangiando Sì, sì. la zuppa di cozze, Zuppa di cozze, spaghetti alle vongole, cartoccio. quindi antipasto primo, Sì, antipasto il primo, poi dipende sempre dal vino, lo sai, che il vino ti fa sempre oscillare poi un po' la media coperti. quindi a Figli Romarenari Innovative invece Sì, siamo noi siamo sugli 80-100 euro a persona come target. e come- mangia E mangia comunque antipasto di crudo, mangia un primo sempre di mare, e antipasti cotti sempre di mare. Noi fai facciamo- una selezione di Sì, ovviamente. quindi 4-5 antipastini tra, Sì, sì. tra caldo e Tra freddo, caldo e un freddi, primo. un primo e bottiglia di vino. Qua ci abbiamo i 3 piatti che rappresentano le 3 generazioni, quindi Pavuccio Maranara, Assunta e tu. Qui ci abbiamo un brodo di polpo, no? Sì. Che, voglio dire, racchiude proprio l'antica tradizione napoletana. Da quello che siamo partiti, diciamo. Eh sì, proprio diciamo, chi ha dato l'input Sì, a sì, questa sì. meravigliosa famiglia. Qua ci abbiamo una zuppa di cozze di Assunta che, devo dire, già ti ha dato l'input Sì, sì. nell'innovazione, perché vedo un tarallo che mette solo lei, voglio dire. Perché la tradizionale nasceva solo cozze e polpo, no? Era... e maruzze. Quindi mamma ha aggiunto il tarallo. E qua ci abbiamo una cheesecake di mare, Sì. quindi fresella sbriciolata, ricotta e il gambero. Sì. Senti, ma vogliamo assaggiare un po' di... Vai, di vai. polpo? Dai. Partiamo ovviamente dalla tradizione per rispetto, no? Eh sì, rispetto per nonna, mamma che bello. Questo per te. Vai. Grazie. Allora. Ti faccio lavorare anche oggi, vedi? Stai lavorando anche oggi? Proprio da baciare in bocca al nonno. Cioè, ci sta proprio, ti sente proprio quel profumo di Napoli antica che, Sì. mamma mia, buonissimo. Ci porta un po' dietro con gli anni, no? Cotto anche, voglio dire, in maniera impeccabile dai tuoi collaboratori. Sì. Mm. Giuseppe, adesso passiamo alla zuppa di cozze, la famosa La regina, zuppa la regina. che ha reso proprio famoso Sì, a assolutamente. Figlio Maranara. Senti Giuseppe, ma mo stiamo in un locale tuo, nella tua saletta privé, che voglio dire tutta scicchettina, ma ce la potremmo mangiare in mano, ce la possiamo mangiare con le mani. Ma assolutamente con le mani. Ce la possiamo mangiare con le mani, Le eh. cose belle si mangiano con le mani, E no? vai, Rende più assaggiamo. sapore. Ma
questa cozza, ho fatto una selezione, ve la andate a scegliere ad una, che le vedo tutte belle, grandi, bella poi callosa, voglio dire. Sì. Giuseppe, un'altra cosa, a Napoli in tanti fanno la zuppa di cozze, ognuna la fa a modo suo, ma quello che noto qua di speciale è il forte, diciamo, Sì. un forte. La pozione magica Sì. che parte dalla tradizione di mia nonna, mia mamma, e poi la tramandiamo di generazione in generazione. Che è segreta, ovviamente. Sì, quello è diciamo il segreto della zuppa di cozze, che poi dà il sapore poi a tutto quello che c'è sopra, no? E ovviamente la ricetta sta chiusa in una cassaforte, Sì. che nessuno deve sapere. Io assaggio la vongola verace, che noto che è verace, col forte. Mamma mia, cioè mamma è una donna da sposare proprio a tutti gli effetti. Sì. Ha creato questa zuppa di cozze che secondo me è una delle più buone di Napoli. No, cioè, ma poi la cosa che è che ci ha creduto. Io penso una cosa, ma non per. Però se mia mamma avesse abbandonato la zuppa di cozze, cioè che l'avesse abbandonata come idea, no? Che non l'avrebbe fatta più, secondo me forse a Napoli si era perso questo piatto. Ma, Perché lei è stata quella che ha portato no, avanti. perché lei l'ha portata avanti e ci ha creduto, quindi magari, sai, la gente dice, ma perché state che la gente all'epoca, sai, la zuppa di cozze, e l'hanno riproposta poi in tanti posti dove ci sono anche posti che non l'hanno mai fatta e l'hanno riproposta poi con. Che poi secondo me la ristorazione, io che faccio il ristoratore mi rendo conto che il giovedì santo vado in difficoltà, perché secondo me la zuppa di cozze è un altro segmento proprio di infatti noi abbiamo ristorazione. proprio un altro laboratorio. Come Infatti, adesso. sì, infatti secondo me la zuppa di cozze deve avere proprio un laboratorio su, non può camminare parallelo con i primi, con la frittura di calamari, con lo spaghetto perché a sembra vongole. facile, ma dietro c'è un lavoro di preparazione che sono tempi lunghi, poi la selezione delle cozze, poi devi avere anche un banco bello grande proprio per preparare, perché prepararne una lo puoi fare anche qua, lo facciamo insieme a volo, però se devi prepararne Per tipo tante 1000, se 800, 700, là devi avere un bello spazio grande. Se c'hai pure la cucina magari ti vai a. Senti, ti devo fare i complimenti perché è una delle zuppe di cozze più buone che abbia mai mangiato in vita mia. Grazie. Ma lo sai che qua è ancora più buono? Il polpo qua è ancora più buono. Il segreto nostro è la cottura. Saporito proprio benissimo. Infatti qua abbiamo l'input. Sì. Qua abbiamo, diciamo, proprio la ricetta che Sì. Vabbè, poi mi ha resi il piccante i poi re. fa da. Sì, ma proprio fa la il sua parte. polpo lo trovo molto più saporito rispetto Sì. a questo qua, che diciamo il classico che Sì. diciamo, questo serviva anche per riscaldare le persone quando andavano ai mercati, no, giù, sentivano freddo, si avvicinavano All'epoca era anche per chi aveva il raffreddore, dai, sì, che aveva tassi proprio bravo. non. Si toglieva tutto. E quindi la gente andava a fare la spesa, Sì. si avvicinava al carrettino del carrettino, nonno e per riscaldarsi faceva due cose: si riscaldava e si godeva questa, diciamo, questa meraviglia del brodo di polpo. È buonissima, guarda. Cioè, non c'è una cosa che contrasta un'altra. Mi sembra. Secondo me è un piatto equilibrato. Sì, ma poi ti avvolge proprio come se ti abbracciasse. Sì. Giuseppe, complimenti, buonissima. Adesso qua abbiamo l'innovazione. Assaggiamo. Grazie. Mangi direttamente qua. Vai. Giuseppe, ma è Piace. fantastica. Questa, diciamo che ci sta un po' i gusti di tutte e tre le famiglie, vero? Sì. Perché qua abbiamo
la fresella di mamma che diciamo... Vabbè, è un po' la nostra storia la fresella, perché dalla caponata che noi mettiamo la fresella, quella, diciamo, quella là col buco, quella là la fresella irana, La no? classica. Quella là col buco, poi la fresella, diciamo, per la zuppa, quindi la fresella è un po' nella nostra storia, quindi l'ho voluta portare anche qua. Poi abbiamo la ricotta che ricorda la nonna. Sì, perché mia nonna amava molto il pane con la ricotta, no? Come ho detto prima, quindi l'abbiamo riportata e qui infatti la cheesecake l'ho Mamma ha chiamata detto col che nome. alla nonna piaceva la ricotta sulla fresella. Anche, sì, sì, sì. Quindi tu hai richiamato Sì. diciamo, i gusti di entrambi. Sì. E poi c'è il mare, che noi siamo legati al mare. Che si avvicina al tuo gusto, no? Sì, sì. Quindi qua troviamo l'innovazione. Sì. Buona Giuseppe, buona, ma poi è delicato e... Sì, e poi infine c'è quella croccantezza, sai, della fresella. della fresella, vero, bello. L'apparenza sembra un dolce, però metti in bocca e, Sì. e trovi tutto un altro mondo, no? Sì. Buonissimo, Grazie. guarda, veramente buono. Poi detto da te è ancora Io più un continuo a piacere. mangiare perché ti devo dire, mi sto consolando. Ti devo fare i miei complimenti. Grazie. Guarda, veramente sei una persona in gamba, anche perché con questo piatto e l'innovazione sei riuscito anche a richiamare quel pubblico che oggi chiede, quindi il crudo, il crostaceo crudo. Certo. Sì, quindi veramente complimenti, bravo. Grazie, onorato, grazie. Ci vediamo alla prossima puntata, Napoli Food Network.